Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, operatore esoterico dal 1979, visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Se vuoi il tuo oroscopo personalizzato sulla tua data di nascita, il costo è di 10 euro. Saprai ogni settimana quello che ti succede meno. Oroscopo della settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2019. La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2019 annuncia novità e cambiamenti per i segni di fuoco. Le coppie dovranno tenere presenti le loro aspirazioni, mentre i single preferiranno continuare a frequentare alcune conoscenze. Dovranno dedicare più tempo alle persone care ai segni d'acqua, e dovranno selezionare invece le amicizie. Le coppie potranno concentrarsi di più sul futuro, mentre i single potranno avere qualche delusione. Alcune difficoltà nella sfera sentimentale potrebbero turbare i segni d'aria, che si ritroveranno a prendere decisioni importanti riguardanti le storie affettive. Le coppie non sapranno bene come gestire alcuni intoppi, mentre i single non dovranno giudicare le persone senza conoscerle. Il lavoro, anche se è sottotono, non è poi così male. Trascorrerà invece tranquilla la settimana per i segni di terra, che potranno godersi un meritato riposo e divertirsi. Dovranno solo curare di più i rapporti con le persone vicine, mentre i single non dovranno sperare troppo. In questa settimana meglio non intraprendere troppi progetti. E adesso scopriamo l'oroscopo settimanale segno per segno. Ariete. Amore, sarà una settimana di novità per i nati del segno. Le coppie proveranno a mettere da parte le divergenze per perseguire un progetto molto più grande. I single sprizzeranno gioia da tutti i pori, poiché si sentiranno liberi e indipendenti. Questa carica li porterà a divertirsi e a non pensare troppo all'anima gemella che ancora tarda ad arrivare. Lavoro, siete in bilico per una decisione riguardante le opportunità professionali. Cercate di concentrarvi nel vostro spazio e non date per scontato che ciò che avete progettato vada in porto. Tuttavia, potrete farvi seguire da qualcuno che vi sappia guidare e alla fine vedrete che saprete scegliere. Toro. Amore, date alle persone che avete accanto l'attenzione che meritano, spesso non vi accorgete di quanto vi vogliono bene. Le coppie di recente formazione procederanno a piccoli passi e potranno cercare delle conferme per potersi mostrare senza freni. I single potranno approfittare della loro condizione per darsi alla pazza gioia. Lavoro, la settimana sarà ricca di impegni e solo durante il weekend riuscirete a trovare un po' di tempo libero per rilassarvi. Comunque sia, siete soddisfatti di ciò che avete raggiunto e delle opportunità che avete sfruttato, che vi hanno dato modo di esprimervi senza riserve. Gemelli. Amore, probabilmente dovrete prendervi del tempo per schiarirvi le idee e capire quali sono i vostri veri sentimenti. Le coppie solide dovranno verificare se la presenza del partner per loro è indispensabile, oppure se possono farne a meno. I single preferiranno non dare troppa confidenza ad alcune persone, poiché vorrebbero prendersi del tempo per se stessi. Lavoro, avete diversi sogni nel cassetto riguardanti il lavoro, e questa settimana potrete realizzarne alcuni. Ad ogni modo, cercate sempre e comunque di mostrarvi nel vostro lato migliore, in cui vi sentite sereni e liberi di crescere. Anche se ci saranno dei piccoli problemi, dovrete prenderli con estrema calma e risolverli senza ricorrere a chissà quale stratagemmi. Cancro. Amore, dedicate più tempo alle persone che vi sono più vicino, e fate capire quanto è importante che siano presenti nella vostra vita. Nelle amicizie, invece, iniziate ad eliminare quelle amicizie che non vi portano a nulla. Le coppie potranno concentrarsi di più sul futuro, mentre i single renderanno la vita difficile ad alcune persone, e andranno magari incontro a qualche delusione. Lavoro, cercate di prendervi del tempo per comprendere quali siano le scelte più favorevoli per il vostro futuro e non andate nel panico per le semplici richieste fatte dal vostro capo. Talvolta avete la tendenza a fare capricci, nonostante siate perfettamente consapevoli che siete capaci di cavarvela in ogni situazione. Leone.
Amore, vi aspetta una settimana piena di novità e cambiamenti. Le coppie dovranno tenere presenti le loro aspirazioni, e sarebbe meglio parlarsi chiaro per non fraintendersi. I single preferiranno continuare a frequentare alcune conoscenze, ma lo faranno in modo divertente e spensierato. L'importante è non mentire. Lavoro, questa settimana avete scelto delle attività meno impegnative con lo scopo di rilassarvi e di non prendere ulteriori impegni. Tuttavia, potrebbero esserci dei piccoli intoppi che richiederanno tutte le vostre energie. Avete sicuramente tutte le capacità per portare a termine qualsiasi lavoro e giungere al traguardo desiderato. Vergine. Amore, la settimana per i nati del segno trascorrerà senza stress e anche voi potrete godervi un meritato riposo dedicandovi ai vostri hobby e divertendovi in compagnia dei vostri cari. Le coppie dovranno ridimensionarsi e cercare il tempo per stare insieme. I single non dovranno sperare troppo in situazioni che possono mettere in difficoltà qualcun altro. Lavoro, se non volete complicazioni, in questa settimana fareste bene a non intraprendere troppi progetti, vi ritrovereste a dover far fronte a cose impossibili. Fermatevi e trovate invece le soluzioni per risolvere tutte le questioni che avete affrontato fino a questo momento, e in breve tempo. Bilancia. Amore, questa settimana vi sentirete liberi, leggeri come l'aria, e passerete la maggior parte del vostro tempo a divertirvi. Le coppie troveranno in ogni discorso un punto d'incontro e tutto procederà a gonfie vele. I single non avranno difficoltà nel comprendere quale sia la strada da percorrere per conquistare il cuore di qualcuno a cui sono particolarmente interessati. Lavoro, il lavoro questa settimana potrebbe non darvi le soddisfazioni che speravate, ma non dovrete prenderla sul personale, anzi, dovrete sfruttare al meglio ogni occasione per non avere rimpianti. Così non potrete dire di non averci provato, e pian piano state pur certi che raccoglierete dei risultati. Rilassatevi e pensate soprattutto a voi stessi. Scorpione. Amore, le vostre attività lavorative questa settimana potrebbero distrarvi dalla vita sentimentale. Ogni tanto dovreste dare uno sguardo a come vanno le cose intorno a voi, specialmente se avete una storia d'amore in corso. Le coppie potrebbero provare sentimenti altalenanti, mentre i single avranno come obiettivo quello di incontrare qualcuno di interessante. Lavoro, cercate di sfruttare al meglio il vostro tempo e le vostre capacità questa settimana. Tuttavia, non appena avete tempo, mettete da parte il lavoro e tutte le responsabilità che ne conseguono per dare uno sguardo al futuro, per valutare attentamente la situazione. Sagittario. Amore, è la settimana giusta per rimediare a tutte le divergenze che ci sono state nel rapporto di coppia. Anche se potrà esserci qualche difficoltà a ripartire e a programmare progetti per il futuro, tuttavia riuscirete ad ingranare grazie ai sentimenti. I single proveranno a fare qualcosa di nuovo, che possa dare stimolo a conoscere nuove persone. Lavoro, avrete un sacco di lavoro da svolgere durante la settimana e potreste uscirne molto stanchi. Imparate a conoscere le persone che avete intorno e prendete con le pinze quanto vi verrà detto, poiché potreste ingigantire situazioni che non hanno nulla di preoccupante. Non lasciatevi influenzare da persone importune e ingannevoli. Capricorno. Amore, dal punto di vista sentimentale questa settimana non ci sono difficoltà, bisognerebbe approfittarne per stare vicino a coloro che si amano e a far sentire tutto l'affetto possibile. Se siete in coppia potrete scambiare idee ed opinioni col partner senza problemi. I single si attiveranno per creare una cerchia di amicizie con cui divertirsi. Lavoro, sul lavoro sarà inevitabile stabilire un rapporto basato sul rispetto e l'onestà con i colleghi e i datori di lavoro. I vostri sforzi verranno ampiamente ripagati anche se ci saranno difficoltà, sarete supportati da un team che vi stima e ha fiducia in voi. Acquario. Amore, questa settimana avete delle difficoltà a prendere delle decisioni riguardanti le storie affettive, soprattutto se non sempre dato loro il giusto valore. Le coppie non sapranno bene come gestire alcuni piccoli intoppi, ma ad ogni modo cercheranno di rimediare. I single non dovranno giudicare le persone senza conoscerle, ma anche loro devono aprirsi per farsi apprezzare per come sono.
Lavoro: il lavoro in questo periodo non è così intenso come speravate. Siete abbastanza liberi di gestire tutto secondo le vostre necessità, quindi dovreste apprezzare questo privilegio e prenderlo come un fatto positivo. Inoltre, cercate di non dare colpe a chi ha commesso piccoli errori di valutazione, non c'è motivo di scaldarsi troppo per cose di poco conto. Pesci. Amore: sino a metà settimana tutto proseguirà senza troppe novità per i nati del segno, ma da giovedì in poi la situazione muterà. Se siete in coppia dovrete essere un tantino più espliciti sui vostri sentimenti, invece di divagare in continuazione. I single dovrebbero riconsiderare qualche proposta in fatto di appuntamenti. Bisognerebbe divertirsi ogni tanto, anche mettendo subito le cose in chiaro con l'altra persona. Lavoro: questa settimana avrete qualche difficoltà sul posto di lavoro che nemmeno voi riuscireste a gestire in modo proficuo, quindi non pretendete troppo dagli altri. Ciò nonostante dovete concentrarvi se volete aumentare i vostri guadagni. L'oroscopo raccomanda di mantenere i rapporti stabili, in modo tale da dare sempre una impressione positiva a tutti.